Certamente un'estate con più di 30 eventi da parte delle comunali che noi seguiamo come provinciale su tutto il territorio, appuntamenti che vogliono avvicinare i giovani alla donazione, all'Avis, al dono del sangue. Appuntamenti mirati, preparati e pensati per avvicinare i giovani. Questo l'obiettivo di Estate del Dono, che si chiuderà il 7 settembre con una giornata in spiaggia e sarà accompagnata dall'hashtag #SummerAvis. Attirare giovani volontari perché c'è bisogno di sangue. C'è bisogno di donazioni, c'è bisogno di costanza, c'è bisogno di una cultura del dono e stiamo lavorando molto, come lavoriamo d'inverno nelle scuole, d'estate lavoriamo nelle spiagge, nelle piazze per avvicinare appunto tutti i giovani. In che modo vi aspettate di ottenere una risposta positiva? Ma festa, allegria, dare un taglio, una visione di Avis per quello che è realmente, cioè vita. Il trend dei donatori sta cambiando nel tempo. Abbiamo un'alta percentuale di under 35 che comunque sono vicini al dono, più di 500 stranieri che si sono avvicinati al mondo Avis e per noi è importante perché è un bacino interessante e la forza femminile che non dobbiamo dimenticare che sta dando molto di più di quello che danno i maschietti. L'appello di Avis si rivolge in particolare a determinati donatori. I più gettonati sono gli 0, positivi e negativi, sono gli A, perché gestiti anche per coprire più esigenze. C'è bisogno di sangue, c'è bisogno di plasma, c'è bisogno di esserci prima di tutto. Ai giovani e alle nuove famiglie chiedo di venire a vedere, di venire a conoscerci, di venire a capire qual è la reale necessità che ci fa muovere e ci fa andare nelle piazze continuamente, d'estate, d'inverno, che ci fa andare nelle scuole.